Buongiorno e benvenuti all'appuntamento meteo di Teleradio Pace. Una saccatura che ha raggiunto il mar del Mediterraneo crea netti contrasti con la superficie del mare e porta allo sviluppo di precipitazioni a carattere temporalesco sul Mar Ligure, sul centro levante della regione e neve sull'Appennino. La situazione di oggi, sabato 22 novembre. In nottata abbiamo avuto gli ultimi rovesci nevosi sparsi sulle Alpi Liguri e sui versanti padani, tra il Savonese e il Genovesato. Nel corso della giornata avremo un rapido miglioramento con cieli sereni su tutta la regione fino a sera. Vento forte da nord tra Imperiese e Genovesato e sul Tigullio con raffiche fino a 70-80 km/h, in attenuazione fino a 50-60 km/h nel corso della giornata, correnti in calo nel corso della serata fino a deboli moderate. Mari stirati e sottocosta, molto mossi, localmente agitati al largo dell'Imperiese, in attenuazione a poco mosso in serata su tutti i settori. Temperature in aumento nei valori massimi, minimi stazionarie. Vediamo la previsione per la giornata di domani, domenica 23 novembre. Nuovo aumento dell'instabilità, con cieli da molto nuvolosi a coperti su tutta la regione. Attesi nuovi rovesci a levante a carattere nevoso sull'Appennino sopra i 900 mm. Venti deboli a tratti moderati dai quadranti settentrionali su Imperiese, Savonese e Appennino di Levante. Moderati da est-sud-est sui settori costieri del centro-levante. Mare in aumento a mosso su tutti i settori, molto mossi a levante in serata, temperature minime in calo e massime stazionarie.